Le associazioni Legambiente Rabat e Agrigento Punto a Capo lanciano un appello per fermare la dispersione idrica dal serbatoio di Rupa Tenea ad Agrigento. In modo congiunto i rappresentanti delle due associazioni dichiarano: la comunità agrigentina manifesta crescente preoccupazione per la continua dispersione di migliaia di metri cubi di acqua potabile ogni giorno dalla zona della Rupa Tenea fino a via Papa Luciani. Tale situazione solleva interrogativi sull'origine dei debiti milionari con Siciliacque che risultano in aumento esponenziale rispetto al passato. La presidente di AICA, affermano i rappresentanti delle due associazioni, Danila Nobile, ha fornito una spiegazione tecnica che ci appare poco convincente per giustificare il flusso di acqua che da mesi interessa la via Papa Luciani. Secondo la Presidente si tratterebbe di un normale sovrappieno che obbligherebbe il gestore AICA a versare su strada diverse decine di litri al secondo per lunghi periodi. Tuttavia riteniamo che questa posizione sollevi legittime perplessità qualora vi fosse effettivamente un surplus di acqua fornita da Siciliacque ai serbatoi comunali. Il gestore avrebbe la possibilità di incrementare la distribuzione ai cittadini o di richiedere una riduzione delle portate a Siciliacque. La scelta di disperdere costantemente nelle campagne acqua potabile acquistata a tariffe elevate non sembra rientrare tra le opzioni giustificate da criteri di buona gestione. Per tale motivo, affermano i rappresentanti delle due associazioni, riteniamo necessario che la Presidente chiarisca pubblicamente tutti gli aspetti tecnici, gestionali, economici e ambientali relativi alla vicenda, mentre la cittadinanza è soggetta a turnazioni idriche, manutenzioni carenti, tariffe in aumento e mancata erogazione dei bonus idrici. La prassi indicata dalla Presidente suscita dubbi anche in relazione a possibili danni economici, rischi di dissesto geologico e problematiche per la viabilità ordinaria. Tutto questo è inaccettabile. Inoltre chiediamo al Presidente della Regione Schifani, all'assessore Savarino, alla Giunta e al Parlamento regionale impegnati in questi giorni nella deliberazione di prestiti per la copertura dei debiti di valutare attentamente se tali debiti siano parzialmente attribuibili alle modalità di gestione del servizio idrico attualmente adottate. Infine concludono i rappresentanti delle due associazioni. La Presidente AICA è invitata a rettificare con chiarezza le sue prime dichiarazioni, illustrando ai cittadini lo stato reale della situazione e quali accorgimenti tecnici intende adottare per prevenire ulteriori dispersioni di acqua potabile, limitando i danni al servizio idrico, alle finanze del gestore e all'ambiente.